12 le misure cautelari nell'operazione Tutto Incluso della squadra mobile di Catania, che ha disvelato un comitato d'affari a carattere transnazionale attivo nel settore della compravendita della cittadinanza italiana attraverso il sistema del cosiddetto Ius Sanguinis in favore di brasiliani. Un servizio tutto incluso, appunto, coinvolti impiegati infedeli del comune di Catania. Tra le misure messe dal GIP ci sono 9 arresti domiciliari. Uno dei destinatari risulta irreperibile, si tratta di un brasiliano residente nel suo paese, risultato uno degli organizzatori della maxi truffa, e 3 obblighi di firma. Contestate le accuse di associazione per delinquere, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, aggravato dalla transazionalità e dal fine del profitto, corruzione, falso in atto pubblico. L'indagine nasce da alcune anomalie segnalate su varie istanze per il rilascio del passaporto italiano. Le indagini svolte dagli investigatori con servizi sotto copertura e telecamere installate negli uffici comunali del capoluogo etneo hanno permesso di ricostruire l'esistenza di un gruppo ramificato tra Brasile e Italia, individuando i promotori nel titolare dell'agenzia di sbrigo pratiche di via Alcide De Gasperi a Catania e in un italo-brasiliano che dimorava in Brasile. Quest'ultimo con il compito di agganciare la clientela, assistere i brasiliani che ricevevano la titolarità del diritto di acquistare la cittadinanza italiana, nonché incassare i primi acconti. Il gruppo, a fronte del pagamento di migliaia di euro, le cifre oscillavano tra 5.000 e 5.500 euro a pratica, offriva un pacchetto cosiddetto tutto incluso, comprensivo di adempimenti burocratici, prelievo e accompagnamento in aeroporto, alloggio in territorio catanese, per lo stretto tempo necessario ad acquistare la doppia cittadinanza, dai 12 ai 14 giorni, presso strutture messe a disposizione dall'organizzazione, consistenti in 4 immobili, e in alcuni casi l'offerta prevedeva anche l'organizzazione di cene per festeggiare il buon esito delle pratiche. In questo contesto gli impiegati comunali hanno consentito vantaggi economici basati essenzialmente in canoni di locazione notevolmente maggiori rispetto ai prezzi di mercato, 500 euro a persona per una permanenza di soli 12-14 giorni, forniture di carburante e altre regalie in cambio di false attestazioni di residenza. La responsabile dell'ufficio cittadinanze, insieme all'impiegato dell'Archivio di Stato dietro l'apparente servizio di riordino dei locali, riceveva per ogni brasiliano giunto a Catania 250 euro, occupandosi delle pulizie dei locali adibiti ad ospitare i brasiliani, del cambio di biancheria, come emerso dalle immagini riprese dalla telecamera installata all'interno dell'ufficio pubblico, dove intorno alle 7:30, quando l'ufficio era ancora non frequentato, l'addetto all'Archivio di Stato consegnava alla collega la somma di 625 euro.